Un giorno d'estate, quando la scuola era ormai finita, i cuccioli andarono lungo il corso del fiume Po per giocare a palla e passare un pomeriggio in compagnia. A un certo punto la fame si fece sentire e, visto che il fiume era ricco di pesci, costruirono una canna da pesca con del bambù. Olly, la gattina, gettò la canna in acqua e iniziò a pescare e dopo un po' sentì qualcosa tirare. Incuriosita tirò su una scarpa rotta. Che delusione! Subito dopo Diva provò a rilanciare la canna in acqua, ma abboccò una bottiglia di plastica. I cuccioli, mentre guardavano il loro magro bottino, videro degli strani tipi che lanciavano in acqua ogni tipo di rifiuto. Arrivarono così alla conclusione che la natura restituisce sempre ciò che l'uomo butta. Non mi è piaciuto che il ragazzo mi ha buttato la spazzatura giù nel mare. I mini cuccioli raccontano che si deve mantenere bene la natura. Ha insegnato tante cose, non si butta la spazzatura in acqua. La natura riconsegna all'uomo quello che ha buttato a madre natura. Fare la raccolta differenziata, anche se lo sapevo già e mi ha insegnato ancora di più. Non si rovina la natura e che non si buttano rifiuti in mare. Non mi è piaciuto che il ragazzo ha buttato la spazzatura nel laghetto. La natura si rispetta.